La sfilata delle maschere tradizionali ha chiuso la 2 giorni nurese dedicata al Carnevale, un evento denominato Carnevale di Barbagia organizzato dall'amministrazione comunale col supporto delle associazioni cittadine che ha richiamato come sempre tanti visitatori provenienti dai paesi del circondario che si sono uniti ai tanti nuresi che non si sono voluti perdere lo spettacolo di questa espressione genuina di un mondo fantastico e terribile che affonda le sue radici nei miti pagani, nei riti dionisiaci legati all'agricoltura e all'allevamento e che oggi riportano in auge un passato che rischiava di venire disperso. Miti e riti ancestrali che spaventano e affascinano i turisti e gli spettatori. La sfilata ha preso il via da Piazza Sardegna dove si è svolta la cerimonia della vestizione delle maschere tradizionali, un momento che suscita sempre la curiosità dei profani e dei visitatori. Poi le maschere tradizionali hanno iniziato la sfilata per le vie del centro cittadino, attraversando via La Marmora e il corso Garibaldi per concludere il loro percorso in piazza Vittorio Emanuele. Alla sfilata hanno preso parte tamburini e trombettieri di Città di Oristano, Associazione Culturale Azieni Mamutones e Soadores di Mamuiada, Mascheras Limpias di Fonni, Soscorriolos di Neoneli, Maschera Gatto a Maimone di Sarule, Bois e Merdules di Ottana, Cointrozza di Aido Maggiore, Subundu di Orani, Urtos e Buttudos di Fonni, Tumbarinos di Gavoi. A tutti gli spettatori hanno riservato applausi sia per la bellezza delle maschere tradizionali che per i movimenti cadenzati che hanno accompagnato la sfilata, ma anche per i richiami e rituali antichi di origine pagana. Grande entusiasmo ovviamente per i Mamutones che rimangono in cima alla classifica di gradimento del pubblico. In definitiva un carnevale di Barbagia che ha confermato l'importanza di una manifestazione che segna una continuità importante anche sotto il profilo turistico tra i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio e i riti della Settimana Santa.